Allora, un'altra sconfitta in casa, come commentiamo questo capo di oggi? Tanto mi preme chiedere scusa ai tifosi, che ci sono sempre tanti al seguito, e perdere in questa maniera in casa è una brutta figura, e quindi non c'è tanto da commentare se non guardare avanti e farci un bel bagno di umiltà. Che cos'è che non è andato in questa partita? Penso che il risultato parli chiaro. Quando in casa prendi 3 gol e ne fai solo uno, nonostante anche nel secondo tempo si poteva sicuramente pareggiare la partita, però io credo che quando appunto a noi non succedono queste cose qua, noi non riusciamo a fare dei gol in maniera così semplice come fanno gli avversari, quindi io credo che ci manchi qualcosa, non è una questione di attacco, una questione di difesa, è semplicemente una questione di squadra. E certo abbiamo una rosa importante, ma non è detto che poi anche coi cambi sempre le partite si possano ribaltare, perciò dobbiamo farci tutti un baio di umiltà e assumerci tutti dal primo all'ultimo le responsabilità di questa partita e di questa sconfitta. Per l'ennesima volta Paolo si è andati sotto il primo tempo, anche se toccava insomma un errore del singolo, anche se ha voluto buttare forse su un giocatore, c'è cosa che manca a livello mentale, perché comunque Gli errori del singolo purtroppo fanno parte del gioco e sono errori che non possiamo permetterci, per fare dei campionati importanti dobbiamo limare anche gli errori del singolo, e gli errori del singolo poi ovviamente se lo fa il portiere prendi gol, ma se lo fa l'attaccante anche non riesce a pareggiare la partita, quindi io sono dell'idea che ognuno deve prendersi le proprie responsabilità per questo tipo di sconfitta e dobbiamo tutti farci, ripeto per l'ennesima volta, un bacio di umiltà, e dobbiamo curare i dettagli, perché i dettagli, gli errori si possono sempre correggere. Io penso soprattutto gli errori tecnici si possono correggere, e questo evidentemente bisognerà lavorare di più durante gli allenamenti, lavorare in maniera più intensa, più seria, e non dare nulla per scontato, perché non siamo Real Madrid che gioca contro squadre di terza categoria, siamo il Treviso e siamo sotto gli occhi di tutti. Chi viene a Treviso qua, come diceva il capitano loro, viene qua giocando con un 5-4-1 tutti arroccati dietro, e non possiamo permetterci di prendere un gol del genere dopo che comunque i primi 20 minuti avevamo anche creato delle buone occasioni, avevamo preso le misure. Se prendiamo un gol con uno che porta palla per 70 metri, che calcia in porta al limite dell'area, c'è qualcosa che non va a livello di collettivo. Io come dici giustamente te, io non voglio puntare il dito, ma a livello di collettivo c'è qualcosa che non va. A me questa roba mi fa incazzare come una iena. Scusate. no, giusto. A livello psicologico, quanto conta di là di aver perso il primato, terza sconfitta nelle ultime 4? No, forse ci dà una bella svegliata. Forse ci dà una bella svegliata, perché qua forse qualcuno pensava già di aver vinto il campionato a +4, e forse anche noi a questo punto, e quindi forse ci dà una bella svegliata questo schiaffo, e qua a livello psicologico si vede se siamo una squadra fatta di uomini forti oppure se siamo ottimi giocatori e basta. Io mi prendo assolutamente tutti i tipi di responsabilità, non sono il capitano di questa squadra, ma penso di avere un valore importante all'interno della rosa, e cercherò io in primis intanto di farmi un esame di coscienza di quello che potevo fare, di quello che potevo migliorare e fare meglio in questa partita qua. E poi sicuramente cercherò, anche parlando con i miei compagni, di risollevare un morale che ovviamente non è dei migliori, non è che possiamo stare qui a dirci che siamo felici e contenti di questo risultato, però tante volte gli schiaffi possono servire. Adesso come quando abbiamo fatto, eravamo -8 inizio stagione, siamo risaliti su, adesso siamo -1, -2, non guardo neanche, non so neanche cosa ha fatto i Dolomiti, e poco mi interessa, perché quando perdo io mi girano talmente i coglioni che non guardo neanche gli altri risultati. Quindi ci faremo un bel bagno di umiltà e sono convinto che tireremo fuori qualcosa di importante. Quindi essere partiti con la difesa a 3 secondo te è stato un segnale di debolezza, nel senso che contro il secondo dell'attacco al girone, oppure non c'entrava il modo, non c'entrava
Allora, sulle domande tecniche purtroppo faccio un po' fatica a risponderti. Certamente io da giocatore offensivo, da giocatore che gioca a Treviso contro il Portogruaro, che si presenta al Tenni senza il suo capocannoniere, certamente magari avrei provato a usare qualcosa di più. Poi sai, le partite sono così, fossimo finiti 2-0 a fine primo tempo, tutti dicevano scelta azzeccata, con la Luparenza l'abbiamo ribaltata mettendoci a 3, quindi sai, non è facile commentare. Certo è che abbiamo dei giocatori, soprattutto sugli esterni, e l'abbiamo già dimostrato, che possono fare la differenza contro squadre chiuse, contro squadre che vengono qua facendo un po' di barricata, tra virgolette, come è giusto che sia, e anzi il lavoro sporco, il lavoro operaio è quello che forse ci manca anche a noi, perché se non facciamo gol, la partita deve finire 0-0, ci prenderemo i fischi perché abbiamo pareggiato, ok, va benissimo, ce li assumiamo, come è giusto che ce li prendiamo oggi a maggior ragione che abbiamo perso, ma non possiamo prendere gol, noi non possiamo permettercelo, perché poi abbiamo la rosa che ci può far vincere le partite, ma recuperarle è difficile, non è scontato che allora si mette dentro Beltrame, Valenti, Bosocco, Aliugio e vinci la partita, perché così, perché giochiamo contro giocatori di categoria. Calcagnotto aveva 300 presenze in questa categoria, Cuccato idem, e Pettinale, nonostante sia giovane, ha sempre fatto dei campionati importanti, e quando sei sopra a livello psicologico è più facile difendere che attaccare, perché attaccare inizia a essere poco lucido e tutte cose che ti fanno perdere quella a livello tecnico, magari quel piglio che ti può fare pareggiare e vincere partite.